Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue. Make it shine like gold, make it shine like gold. Make it shine like gold, make it shine like gold, gold. Molto bene, buongiorno, benvenuti, mi sentite bene? Fantastico. Io sono Maria Ferrara di ENAIP e vi accompagnerò all'evento di oggi, Vibe Coding, il nuovo linguaggio dell'innovazione. Un evento che nasce dalla collaborazione tra ENAIP Veneto e No Code Lab con l'obiettivo di mostrare in modo concreto le potenzialità appunto dell'intelligenza artificiale e del Vibe Coding oggi. E abbiamo invitato anche alcune imprese per dare loro anche una dimostrazione. Qui con noi anche i ragazzi dell'ITS di Cittadella che studiano Cross Media Communication per diventare specialist in questa professione. E io come referente del marketing operativo in ENAIP sto seguendo un progetto di innovazione. Stiamo portando appunto degli strumenti di intelligenza artificiale nei nostri processi organizzativi, stiamo formando dei colleghi, stiamo anche studiando quelli che sono gli strumenti e i servizi dell'intelligenza artificiale più interessanti da proporre poi alle aziende con cui collaboriamo. E per parlarne abbiamo qui con noi oggi appunto No Code Lab che vi sto nominando, e Sara Simeone, la founder, e la co-founder Deborah Cleary, a cui lascio la presentazione e ringrazio di essere qui. Grazie mille Maria, grazie e benvenuti a tutti. Grazie mille, grazie ragazzi, grazie a ENAIP, grazie a Maria naturalmente per questo bellissimo intervento. Sono Sara Simeone, fondatrice di No Code Lab, siamo un'azienda inglese basata tra Manchester e Cambridge. Insieme a me c'è Deborah Cleary e il nostro advisor Antonio Putrino che è nella prima fila. 20 anni fa io ho cominciato la mia carriera nel settore digitale. 8 anni fa ho deciso di intraprendere invece quella imprenditoriale. Ci sono veramente molte differenze tra le due. Naturalmente una delle cose che essendo un piccolo business, una start-up, si deve fare tutto da soli. Infatti mi definisco una full stack entrepreneur, quindi facciamo di tutto praticamente internamente. Ma una delle cose che non ho mai potuto fare era quella di sviluppare software. Anche se sono stata sempre una persona molto tecnica e ho avuto a che fare da C-management, C-level executives a technical teams nella mia carriera, però lo sviluppo del software è sempre stata una cosa che ho sempre voluto fare ma che non ho mai potuto fare fino a quando è uscita questa novità del vibe coding. Oggi vi faremo vedere un po' di tutto, un po' di informazioni, ma prima di tutto vi voglio dire in che cosa crediamo. Anche se l'AI è qui tra noi, ormai l'intelligenza artificiale è arrivata e ce l'abbiamo dappertutto su tutti i nostri telefonini. Una delle cose che vogliamo assolutamente essere sicuri è che ci sia sempre lo human in the loop, che ci sia sempre comunque ci siamo sempre noi, che l'IA o l'intelligenza artificiale non ci rimpiazzi nel lungo termine. Deve essere un tool che possiamo utilizzare e non qualcosa che possa rimpiazzare la nostra conoscenza. Crediamo anche nell'equilibrio, è importante veramente creare know-how all'interno aziendale e non dipendenza da tools o da persone esterne, consulenti esterni.
E l'ultima cosa in cui crediamo è che nessuno debba restare indietro. La tecnologia deve essere accessibile a tutti per democratizzare l'innovazione. Quindi chi siamo? Siamo capability builders, vi aiutiamo a costruire i vostri sogni ed è quello che abbiamo fatto con ENAIP, con tante aziende che vi mostrerò nelle prossime slide e naturalmente con gli studenti che sono qui e che sono stati eccezionali, ma non vogliamo fare uno spoiler. Queste sono alcune delle accademie, istituti professionali con cui collaboriamo. Siamo basati a Manchester University, anche la mia alma mater. Siamo diventati industry partner del Center for Digital Innovation insieme a IBM, NatWest Bank e tantissime altre realtà molto grandi. University of Birmingham, Center of Digital Innovation, abbiamo anche un'università in Polonia ultimamente, abbiamo veramente tantissime, questo è uno snapshot di tutte le realtà accademiche con cui lavoriamo. Una cosa interessante però che è successa negli ultimi 3 mesi è che abbiamo viaggiato dall'Italia alla Spagna, in Inghilterra, ovunque e anche altrove per fare training fisico ma anche digitale. Noi principalmente facciamo training digitale ma lo facciamo anche fisico e questi sono alcuni dei nostri studenti che vanno dai 13 anni fino agli 80, quindi l'innovazione è per tutti ed è quello, noi vogliamo aprire le porte a tutti. La sfida di oggi. Diciamo che per darci una dimostrazione di quello che vedremo oggi, i ragazzi appunto dell'ITS ci faranno vedere alcuni strumenti che hanno creato con il vibe coding dopo un'ora di formazione una settimana fa, giusto Sara? Sì, giusto. Siamo entrati nell'ITS, io sono entrata in modo virtuale, Maria e Nicola e il team di ENAIP erano lì in modalità fisica e abbiamo fatto un training ai ragazzi di un'ora su Gemini Studio, l'ultima innovazione di Google, e da lì hanno iniziato a creare dei progettini che vi faremo vedere oggi per le aziende che sono presenti oggi, quindi volevamo farvi una sorpresa. Esatto, sono qui quindi ragazzi per mostrarci come un prompt ben scritto e una buona idea possono trasformarsi rapidamente in uno strumento utile. Ecco, allora vi farò una piccola premessa prima di entrare nel cuore quindi di questo intervento. Come sappiamo, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa sta trasformando i processi organizzativi nel mondo del lavoro, i servizi digitali e i software. In questo contesto nasce il vibe coding, un nuovo approccio dell'intelligenza artificiale che è stato ideato da Andrej Karpathy, che è uno dei co-founder di OpenAI, per capirci il laboratorio di ricerca che ha prodotto ChatGPT. E che cos'è allora questo vibe coding? Sara ve lo spiegherà benissimo, io vi do un piccolo spoiler. Immaginate di poter creare uno strumento semplicemente descrivendo la vostra idea in una chat. Non serve saper scrivere codice, non serve essere programmatori, semplicemente la programmazione diventa una conversazione con una chat. Quindi all'AI, all'intelligenza artificiale lasciamo la competenza tecnica, all'utente invece un'altra competenza, deve imparare la prompt engineering, che è appunto l'arte di saper creare il prompt perfetto. Il prompt è il testo che descriviamo appunto in questa chat, che poi ci crea il codice. E per questo abbiamo invitato le imprese oggi per far vedere appunto l'applicazione di questo metodo potentissimo, il suo potenziale, di quanto sia rapido, accessibile e personalizzabile. Questa è sicuramente la cosa più importante, per cui adesso Sara ti lascio la parola per entrare nel cuore dell'intervento di oggi del vibe coding. Che cos'è, quali sono le piattaforme che lo permettono e l'impatto che sta avendo nel mercato del lavoro oggi. Perfetto, grazie Maria, riprendo il clicker. Perfetto. Andiamo, quindi Maria ci ha dato già uno spoiler su cos'è il vibe coding. Noi definiamo vibe coding in un modo molto semplice, potete praticamente costruire codice utilizzando la lingua madre, che sia italiana, che sia inglese, che sia qualsiasi altra lingua.
ed è praticamente, sta diventando il linguaggio di programmazione più diffuso al momento. È praticamente un modo per conversare con l'AI, strutturare il prompt, come ci ha detto già Maria, e dopodiché l'intelligenza artificiale si occupa di fare tutto il resto. Naturalmente non è così semplice, c'è bisogno naturalmente di una conoscenza dei tools, c'è un forte investimento nel settore, al momento ci sono moltissimi investitori da Silicon Valley che sono venuti comunque anche in Europa, abbiamo uno unicorn in Europa e lo vedremo in un istante, quindi ci sono forti investimenti, c'è forte crescita e abbiamo bisogno di persone che sappiano utilizzare questi strumenti nel modo giusto per creare valore interno alle nostre aziende e naturalmente anche valore personale, perché vediamo anche tanti studenti che vengono da noi per fare un upskilling o un reskilling, quindi c'è bisogno sicuramente di imparare cose nuove e utilizzare l'intelligenza artificiale per un modo, per ragioni giuste. Le piattaforme che lo rendono realizzabili, vi ho già detto che c'è una unicorn tra queste, ce ne sono parecchie tra questi loghi. Io ho testato solo nell'ultimo anno circa 200 piattaforme di vibe coding, per dirvi che questo settore è veramente si sta saturando abbastanza, ma ci sono delle piattaforme che ci piace utilizzare e che facciamo utilizzare ai nostri studenti naturalmente quando vengono a fare il training con noi. Una di queste è Lovable. Lovable è una startup svedese che tra parentesi già ha iniziato ad avere grandissima traction qui in Europa ma anche negli Stati Uniti. Dopodiché abbiamo Bolt è americana, Cursor invece è un po' più avanzata, solitamente la facciamo utilizzare nelle settimane successive. Poi abbiamo altre come Google AI Studio che è quella che hanno utilizzato i ragazzi e Google sta facendo fortissimi investimenti al momento sul settore e continuano a lanciare nuovi tools giornalmente, direi. Queste piattaforme sono veramente efficaci perché quello che potete fare è descrivere il problema, l'AI genera il codice e tu controlli il risultato se naturalmente hai delle competenze tecniche. Se non hai delle competenze tecniche devi avere comunque una metodologia dietro che ti permetta comunque di testare quello che è stato fatto. Allora, noi crediamo in una cosa, si sta sviluppando una cosa molto interessante a livello globale. Tutte queste persone che hanno iniziato a fare codice le stanno iniziando a descrivere come citizen developers. Chi sono? Sono professionisti che solitamente sono non tecnici e che costruiscono applicazioni utilizzando delle piattaforme che vi ho appena mostrato, quindi senza essere programmatori iniziali. Quindi sono persone non tecniche, quindi non hanno un background da programmatori, sono esperti di dominio, quindi hanno il know-how, la conoscenza profonda del proprio lavoro e dei propri dipartimenti e sono degli innovatori pratici, quindi usano questi tool, AI e no code, per risolvere dei problemi che sono veramente vicini a loro e creare soluzioni personalizzate, quindi si sta creando questo trend al momento in cui tutti i tool e i software che utilizzate giornalmente magari non possono essere personalizzati, ma adesso con l'utilizzo del vibe coding, l'abbiamo visto con ENAIP quando abbiamo fatto il nostro training e ve ne parliamo dopo, iniziamo veramente a poter costruire dei tools che sono veramente che fanno il lavoro che vogliamo che facciano effettivamente, ad una frazione del costo. Infatti i citizen developers siete voi, sono i ragazzi che sono qui e saranno le aziende, se è ENAIP, tutto il team di ENAIP che ha fatto naturalmente questo training, siamo noi. Perché si sta sviluppando questo movimento? Naturalmente l'AI è diventata veramente accessibile, da ChatGPT a Claude, Copilot, tutti possono ormai dialogare e accedere a questi tools. Ci sono molti investimenti nel settore, come vi ho già spiegato, e c'è un gap di sviluppatori di software developers. Ci sono molti dipartimenti tecnici aziendali, spesso sotto pressione, e i tools, naturalmente, non rispondono a volte alle nostre esigenze. Ed è per questo che si sta sviluppando questo movimento. Ora vi volevo portare un po' di statistiche. Una di queste è Gartner. Loro hanno scritto nel 2022 questo paper, Forecast Analysis, Low Code Development Tools
globale. E hanno detto che entro il 2025, quindi ci siamo nel 2025, avevano fatto una predizione che il numero di sviluppatori attivi, quindi vibe coders, nelle grandi aziende sarà 4 volte il numero di sviluppatori professionisti. Ora, facendo un po' un calcolo, gli sviluppatori globali sono meno dell'1% della popolazione globale, 43 milioni le ultime statistiche, e in teoria questo numero, insomma, 4 volte sarebbe dovuto stare 188 milioni a oggi. Siamo a dicembre. La realtà però è che siamo ancora all'inizio. Quando andiamo a vedere le statistiche di alcuni dei players che vi ho mostrato prima, che sono i più grandi players nel settore vibe coding, ad esempio Lovable ha appena dichiarato che hanno compiuto un anno con 8 milioni di utenti. Quindi siamo ancora abbastanza lontani dai 188, ne dobbiamo solo reclutare altri 180 milioni di vibe coders. Però hanno anche un fatturato da 100 milioni di dollari e una valutazione da 1,8 miliardi di dollari. Quindi siamo in un settore fortissimo, con forte espansione, con tantissime opportunità per tutti. C'è anche un trend molto interessante che volevo darvi di Stack Overflow. L'84% dei manager dice di aver adottato comunque degli strumenti di EA dagli sviluppatori su scala globale, utilizza o che pianifica di utilizzare questi tool, mentre il 78% dei manager ha avuto o ha visto un aumento di produttività, con alcuni che dichiarano di avere un 10x a livello di produttività. Ma tra il dire e il fare c'è sempre un mare, un gap di 83%. Questa è una statistica molto interessante del Boston Consulting Group. Hanno fatto un'intervista a tanti dei managers globali e hanno detto che l'AI per loro è strategica, ma solo il 6% di queste aziende ha formato il proprio team. Quindi qui c'è davvero un problema strategico aziendale che dobbiamo naturalmente cercare di risolvere. Grazie Sara. Per darci appunto una dimostrazione, Sara appunto lavora con le imprese tutti i giorni, ha incontrato tante imprese che hanno costruito degli strumenti, per cui adesso vedremo alcuni use case, alcuni esempi di applicazione di questi strumenti creati col vibe coding che sono stati fatti nelle imprese, che possono essere uno spunto. Uno degli use case che vedremo sarà anche ENAIP, che in primis ha creduto e crede in questo approccio, ma ve ne parlerò più avanti. Ok, continuiamo. Ok. Allora, la nostra esperienza. Vi ho detto già che abbiamo fatto abbastanza viaggi, abbiamo avuto alcune osservazioni che volevo condividere con voi. Chi sono queste persone che vengono a fare i nostri training? Abbiamo dall'imprenditore, startup, parliamo di una startup, che vogliono creare minimum viable products, prototipi un po' più avanzati, in settimane utilizzando solo $250 di crediti, alle PMI, Small Medium Businesses, che vogliono creare proprietà intellettuale interna, creare nuovi tools per costruire appunto tools interni. E poi abbiamo individui, normalissime persone, come vi ho detto anche all'inizio, che vogliono semplicemente imparare nuove cose. Di ogni età imparano nuove skill e naturalmente se vogliono fare un diverso processo personale di crescita possono adesso iniziarlo a fare. Volevo darvi alcuni degli use cases che abbiamo fatto quest'anno. Uno di questi era una società molto interessante, un'agenzia media di Dubai che si chiama Crowd Digital. Il managing director ha contattato Deborah dicendo ho un problema, i miei impiegati sono veramente eccezionali ma non vogliono fare nessun AI training. C'è anche la paura a livello imprenditoriale, l'abbiamo visto, che gli impiegati pensano se inizio a fare questo AI training l'AI mi rimpiazza, ok? Invece lui che cosa ha detto? Ha detto io voglio dare un'opportunità ai miei impiegati, voglio fare in modo che capiscano che questi tools possono accelerare la loro crescita e non rimpiazzarli. E noi abbiamo detto ok, benissimo, cosa volete fare? E ci hanno detto noi vogliamo costruire un tool
per Generative Engine Optimization, che sarebbe il Search Engine Optimization, SEO, che facciamo oggigiorno tutti quanti, ma per AI. Vogliamo iniziare a costruire questo tool internamente per costruire la nostra proprietà intellettuale. Ci potete dare una mano? Noi abbiamo un programma, naturalmente facciamo un acceleratore di 4 settimane, ma abbiamo anche un Done With You program. A quel punto ci siamo seduti con il loro team e abbiamo praticamente prima di fare qualsiasi cosa, noi entriamo nelle società, come abbiamo fatto anche con ENAIP, e facciamo una masterclass in cui tutte le persone del team possono praticamente dire: ho un'idea, vediamo quale idea voglio fare, abbiamo un agente che naturalmente gli chiede determinate domande e dopo queste domande crea un cosiddetto Product Requirement Document, che è un documento tecnico che solitamente le persone commerciali un po' più tecniche, project manager, program manager o product manager, danno ai loro team tecnici. Il manager ha ricevuto 70 idee create nell'arco di un'ora. Da lì siamo andati a sviluppare naturalmente il tool di Geo, che è adesso in produzione e che già sta generando leads, vendite e fatturato. Ma la cosa che ci ha detto Jamie, che è il managing director, ci ha detto: io non ho mai visto il mio team più felice e contento. Non solo quello, abbiamo iniettato all'interno dell'azienda questa mentalità nuova del io posso fare, perché ho gli strumenti giusti per farlo adesso. Il secondo caso invece è un caso di un progetto un po' più particolare. Questo è un managing director di un'azienda abbastanza grande nel nord dell'Inghilterra, che fanno reti per grandi eventi, quindi si chiama Project Cellular. Loro vanno all'interno di eventi come questi e danno ripetitori. Uno dei problemi che aveva all'interno della warehouse, del magazzino, era che questi non aveva praticamente un controllo di tutti i macchinari che uscivano fuori dal magazzino, poi naturalmente li porti ad un evento, si rompono, non c'era un flusso di informazioni a 360 gradi del prodotto. Quindi abbiamo creato una piattaforma, tramite 4 settimane di acceleratore lui è riuscito a creare una piattaforma iPad che dal caos adesso ha un just in time reporting. Abbiamo fatto un'intervista, Deborah ha intervistato il Brian, che è il nostro cliente, e lui ci ha detto: sono riuscito a tagliare del 90% i costi di progettazione per il prossimo anno grazie a questa nuova metodologia. E non solo quello, adesso quando il mio team mi dà feedback sul tool che stiamo utilizzando, io vado semplicemente a chattare con l'AI, vado a metterlo in test, lo testiamo tutti e quando siamo sicuri che il prodotto è quello che vogliamo lo mettiamo in produzione. Questa è tecnologia. E naturalmente cosa hanno fatto? Ci sono delle skills internalizzate all'interno del team. Lui ha creato non solo intellectual property, ma ha creato conoscenza. Quindi è questo quello che abbiamo fatto. Però posso confermare tutto quello che sta dicendo, perché anche come ENAIP abbiamo fatto questa formazione a inizio novembre, quindi neanche un mese fa. Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso con No Code Lab e dopo tra l'altro una demo appunto di Sara con un'ora ci ha fatto vedere il potenziale, ci ha convinti subito che era una strada da seguire. Quindi abbiamo iniziato il primi di novembre e il 3 novembre con una formazione per alcuni dei nostri docenti, perché diventassero a loro volta trainers per questo approccio e quindi poi da portare ai nostri studenti, giovani, adulti, alle imprese con cui collaboriamo. E chiaramente sono all'inizio di una formazione, hanno fatto soltanto una giornata, ma è una formazione in cui credono molto e di cui anche noi siamo molto convinti, e lo siamo ancora di più dopo che la seconda giornata di formazione abbiamo coinvolto i colleghi di diversi dipartimenti di ENAIP e abbiamo chiesto loro di
pensare a un loro bisogno, a una loro idea che potesse facilitarli nel lavoro. Abbiamo chiesto di pensare a questa idea e dopodiché di chiedere all'AI col vibe coding di crearla. Ecco, i risultati sono stati veramente tantissimi e la soddisfazione è stata veramente tanta, perché ci si rende conto di poter essere in grado da soli di crearsi una soluzione. Emerge un bisogno, io posso crearmi la soluzione a quel bisogno, me la posso costruire, ecco, e questo solo in una giornata. Come ENAIP poi chiaramente abbiamo scelto di alcuni dei progetti, perché poi ne sono emersi 34, per cui poi come ENAIP abbiamo fatto anche una scelta con il nostro ufficio IT, che fa parte chiaramente di tutto questo lavoro, è coinvolto chiaramente in questo lavoro. Abbiamo deciso con loro di portare avanti alcuni di questi progetti, alcuni di questi strumenti, perché effettivamente allora strumenti di monitoraggio ce ne sono, non è che ne fossimo sprovvisti prima. È anche vero che ogni azienda ha la sua sfumatura, ha degli aspetti che sono diversi dalle altre aziende, ma non solo azienda in azienda, anche ufficio in ufficio, cioè più uffici si sono creati degli strumenti di monitoraggio che erano leggermente diversi, perché ognuno può aver bisogno di una funzionalità in più, di una funzionalità in meno. Ecco allora che è possibile per ogni ufficio avere uno strumento che aiuta, che facilita il lavoro, che lo velocizza, e quindi adesso vi mostro alcuni appunto degli strumenti che abbiamo fatto. Ho portato il mio, chiaramente, visto che sono qui. Come marketing operativo uno dei nostri compiti è quello di fare un'analisi di mercato prima di chiaramente fare delle scelte insomma strategiche, per cui con i colleghi solitamente da delle ricerche internet, leggendo alcuni report, anche con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, chiediamo delle informazioni, cioè i trend delle offerte di lavoro in questo mese, in quel territorio del Veneto, quali sono le offerte di lavoro, le figure più richieste, cosa stanno facendo i miei competitors. Ecco, chiaramente poter raccogliere in un unico strumento tutte queste informazioni che poi mi vado a filtrare, la provincia, il settore, mi velocizza tantissimo il lavoro. E come questo anche un altro strumento che abbiamo creato invece per un'analisi più dettagliata dei competitors, e quindi che cosa stanno facendo, che cosa stanno già proponendo sul mercato i miei competitors e dove c'è un gap. Quindi abbiamo chiesto di individuare quelle che sono le proposte di formazione e dove invece c'è una mancanza. Quindi abbiamo detto: analizza questi settori in cui noi lavoriamo e individua il settore in cui c'è poca proposta. Ecco, quindi un esempio, il gap identificato ad esempio nelle competenze verdi, quindi in percorsi formativi sulla sostenibilità. Questi sono solo alcuni esempi, e vedete appunto dallo screenshot anche una dimostrazione di quello che è il vibe coding. Vedete appunto nella prima immagine che c'è una chat di fianco appunto alla mia dashboard, no? Iniziale, alla mia home page. Quella è proprio la chat in cui si va a scrivere: ecco bene, questa piattaforma va bene, aggiungimi questo filtro, rendi questi dati esportabili in PDF, in Excel, aggiungimi un chatbot, che è appunto una cosa che abbiamo aggiunto in tutti i nostri strumenti, e fai sì che i grafici possa vederli anche a torta, aggiungimi questa funzionalità che mi permette di vedere anche che cosa fanno in questa regione. E abbiamo dato noi anche allo strumento le fonti, perché ci interessava ovviamente che prendesse tutti i dati che trovava, però abbiamo anche detto: fai particolare attenzione ai report che pubblica Unioncamere, fai particolare attenzione ai dati che trovi nel sito della Regione Veneto. Ecco, per cui è uno strumento che abbiamo creato noi, deciso noi come guidare, che informazioni appunto darci, e insomma chiaramente è stato veramente mind blowing insomma per noi vedere che potevamo avere in un unico strumento tutte queste informazioni. Altri strumenti che sono stati creati un po' più operativi, come uno strumento di pianificazione delle risorse umane, perché appunto un nostro ufficio che ha molte persone coinvolte e molti progetti attivati aveva bisogno di avere uno strumento che gli indicasse dove fossero impiegate le risorse, in che tipo di progetto, per quanto tempo, in che momento si sarebbero liberate, quindi disponibili per inserirsi in un altro progetto. Ed ecco allora che è stato creato un strumento di monitoraggio e di pianificazione delle risorse.
Sotto invece le immagini, sotto lo strumento di monitoraggio dei corsi di formazione. Noi come ENAIP Veneto abbiamo 18 sedi in tutto il Veneto, abbiamo una direzione centrale che coordina i percorsi di formazione e quindi uno strumento che ci aiuta a capire la gestione dei corsi, il monitoraggio del budget, l'andamento delle presenze. Ecco, chiaramente utilizziamo già degli strumenti di monitoraggio, però non sono costruiti sulla nostra impresa che fa formazione, perché poi noi siamo un'impresa sociale che fa anche formazione, facciamo tante cose, per cui abbiamo degli strumenti che magari non sono propriamente dedicati al nostro settore. Quindi invece crearsi uno strumento che ha tutte quelle funzionalità interne che sappiamo soltanto noi è chiaramente una rivoluzione per noi nel lavoro, perché ci faciliterà tantissimo, velocizzerà tantissimo appunto tutti i nostri processi. Sì, è stata veramente una bellissima esperienza, Maria. Sì, concordo. E infatti volevo concludere con alcune osservazioni. Noi vediamo che c'è un pattern che si ripete, abbiamo fatto training a tante persone quest'anno e siamo contentissimi del risultato che c'è stato, però vediamo che ci sono dei pattern. Uno è quello che Maria vi ha appena detto, che anche se non l'ha detto, lo leggo tra le righe: se non c'è domain knowledge non ci può essere un prodotto giusto di conseguenza. Sì. No? Quindi voi conoscete i processi, voi conoscete i vostri tools e gli stakeholders. Se non c'è quella conoscenza è veramente difficile creare un tool che sia veramente personalizzato. Un'altra cosa che naturalmente è lo zero background tecnico. È molto interessante perché io ho visto che le persone che sono migliori al vibe coding prosperano in situazioni di incertezza. Sì. E a livello di vibe coding posso vedere che sono coloro che hanno veramente la volontà di trasformare questa conoscenza che hanno della società e dei processi e di tutto in cose pratiche. E finalmente sono risultati immediati, quindi il fatto che ci sono prototipi in giorni, non mesi, e con budget minimi, perché sì, alla fine erano dei crediti, che poi abbiamo fatto una partnership con Lovable e quindi ci hanno dato anche un mese gratuito per tutti, tutto il team di ENAIP. Quindi i nostri migliori studenti sono coloro che conoscono il problema a fondo. Le possibilità quindi sono veramente infinite, il potenziale è veramente enorme e mi rendo anche conto che questo, ci rendiamo conto che questa alle volte sia una cosa che può un po' spaventare, cioè le molte opportunità, le molte piattaforme che si possono utilizzare, e anche un po' forse il motivo per cui le persone tendono ancora adesso insomma ad allontanare l'intelligenza artificiale, perché è stata un'evoluzione così veloce che non si sa neanche da che parte partire. Però vi garantiamo appunto che le opportunità sono assolutamente maggiori e è da considerare anche che in questo percorso non si è soli nel percorso di implementazione di strumenti AI nelle proprie imprese, ad esempio, perché l'adozione dell'intelligenza artificiale non esclude in alcun modo una consulenza specialistica, una consulenza tecnica specialistica, semplicemente ne ridefinisce il ruolo. Innanzitutto è anche più facile parlare magari con dei programmatori, perché si sa che cosa si vuole ottenere, quindi io ti do già magari un'idea del prodotto che voglio e poi insieme lo implementiamo. Ma la expertise avanzata è chiaramente sempre necessaria, semplicemente si dialoga meglio con chi ha questa expertise che vanno a intervenire chiaramente in tutte quelle che sono le paure principali, e quindi la sicurezza e i rischi sulla sicurezza. Allora è lì che interviene appunto il programmatore, che sia appunto interno in azienda, se è presente un ufficio IT o una consulenza esterna, va a intervenire facendo ad esempio delle implementazioni di sicurezza, va a fare delle architetture un po' più complesse, va a far parlare lo strumento che abbiamo creato col vibe coding con già dei magari portali gestionali interni che ci sono, dei database, e quindi insomma collegare con anche la propria realtà. E quindi ti chiedo adesso, Sara, ti faccio un po' questa provocazione, come rispondi insomma un po' a questa paura dell'adozione dell'intelligenza artificiale, di questo nuovo metodo, e come vedi il futuro delle imprese nel 2026?
Bellissima domanda, ed è questa una cosa interessante che ho scritto su LinkedIn, quindi se volete aggiungermi su LinkedIn potrete vedere l'articolo intero che ho scritto ultimamente, ed è una cosa che mi piace parlare molto, sono i fusion teams. Quando parliamo del problema di oggi, le aziende solitamente comprano un prodotto finito. Quindi prendiamo ad esempio molti consulenti, noi lavoriamo con tantissimi consulenti che stanno tra parentesi anche cambiando business model, ma solitamente si prende una consulenza esterna, si porta all'interno, gli si chiede di fare un prodotto, un prototipo, quello che sia, il consulente esce e dopodiché le conoscenze escono con il consulente. L'ho visto tantissime volte. La soluzione invece è di costruire competenza interna. E questi sono i citizen developers che creano e itinerano. L'IT poi scala e governa, come ha detto Maria, perché quello è anche l'importante, molto importante, avere questa comunicazione tra i team tecnici e i team meno tecnici. Quindi questo è il Fusion Team, un modello collaborativo dove gli esperti di dominio, che sono i citizen developers che conoscono i propri problemi, lavorano con il team IT. Ma adesso è diverso, perché prima la persona non tecnica scriveva un documento o parlava con la persona in un meeting. Adesso invece è possibile creare un prototipo, andare dal team IT e dire questo è quello che voglio e come lo voglio. Adesso mi puoi aiutare a metterlo in sicurezza? Mi può aiutare a testarlo? Ed è qui che c'è bisogno di fare quel mindset shift, perché le aziende naturalmente sono molto gerarchiche, invece adesso stiamo chiedendo alle aziende di cambiare proprio la modalità di operare, che non è difficile però con questi strumenti. Quindi se potessimo costruire questo futuro tutti insieme, immaginate un'Italia dove migliaia, e io vorrei anche dire milioni di persone, costruiscono soluzioni ai propri problemi che vivono ogni giorno. Questo è potere. Non è formazione, è sviluppo personale, è un modo diverso per vivere l'azienda, è un movimento. Quindi quello che diciamo, che abbiamo sempre detto anche nel mio articolo, che dobbiamo pensare da consulenza esterna a competenze interne permanenti. La soluzione attuale, come abbiamo detto, chiede a un consulente di costruirvi un chatbot perché è carino, funziona, se ne vanno, il prodotto cambia, si rompe, il chatbot diventa obsoleto, quindi dobbiamo chiamare di nuovo il consulente. Prendi, vieni. Il futuro invece è quello dei citizen developers, qualcuno del tuo team che impara a costruire questo chatbot, il prodotto cambia, ma voi avete le conoscenze, il know-how per poterlo cambiare, quindi in un pomeriggio si può cambiare. E quando questo citizen developer lo insegna a altri 3 colleghi, 10 colleghi, è lì che si crea squadra, è lì che si creano competenze permanenti all'interno dell'azienda. Quindi, come potete identificare questi citizen developers all'interno delle vostre aziende? Noi abbiamo fatto una piccola ricerca internamente e l'abbiamo visto anche con ENAIP e con tutti gli altri. Sicuramente sono persone intraprendenti, sono coloro che hanno a cuore il risultato aziendale e trovano sempre situazioni o soluzioni alternative quando incontrano un problema. Poi ci sono i pragmatici, coloro che capiscono i problemi operativi reali e studiano l'intelligenza artificiale per poter utilizzarla al suo meglio. Quindi come la posso utilizzare? E finalmente io li definisco i builders, sono quelli che vogliono sempre costruire nuove cose, soluzioni per risolvere problemi concreti. Quindi non solo partecipare a un workshop, ma creare qualcosa. Quindi non cercate nel dipartimento di innovazione, perché ne abbiamo viste alcune di queste persone alle nostre giornate formative. Le persone sono coloro che sono citizen developer, sono coloro che vivono il problema, che hanno un interesse, che sono motivate a creare qualcosa per essere più efficienti, per imparare qualcosa di nuovo, per poter crescere all'interno dell'azienda e per poter far crescere l'azienda. Questi sono i citizen developers. Quindi ho anche dato nel mio articolo dei tips su come attivare questo programma.
Per coloro che vogliono fare una cosa del genere, io vi spingerei a identificare queste persone, perché queste persone sono lì perché vogliono crescere. Se sono nella vostra azienda è perché adorano lavorare nella vostra azienda. Quindi trovate questi intraprendenti, magari tramite un evento, un hackathon, un discovery day, ce ne sono tante di opzioni. Nel secondo trimestre invece vi aiuterei a formare costruendo, quindi fare dei workshop pratici che si creano tool reali per aziende, poi certificare, scalare, trasformare i processi aziendali, perché comunque ci vuole tempo per fare queste cose. Io l'ho visto, change management non è una cosa semplice da fare. E naturalmente permettere a queste persone di avere una voce. Questo è importantissimo, perché se facciamo fare il corso alle persone ma poi non hanno una voce, allora si perde questa informazione. Invece c'è il top management, deve essere in grado di fare un cambio anche di mindset a livello proprio culturale d'azienda e dire: adesso costruiamo insieme. Vediamo come possiamo farlo, vediamo come possiamo integrare tutti i team. E poi naturalmente la parte più importante, noi, come vi ho detto all'inizio, crediamo negli humans in the loop. L'IT si sentirà minacciato da questo movimento, come l'abbiamo visto parecchie volte, ma non devono farlo, perché l'obiettivo del vibe coding è di fargli eliminare le cose che effettivamente sono praticamente quasi da junior developer e farli diventare architectures, farli anche loro aumentare di livello. Quindi il loro compito sarà più di mettere prototipi che funzionano in produzione, di farli scalare, di guardare alla sicurezza, di guardare all'IT da un altro punto di vista, che è quello manageriale. Questa è la cosa importante. Ora, il nostro obiettivo, dato che quest'anno siamo partiti con 1000 persone trained negli ultimi 100 giorni solamente, abbiamo detto facciamoci qualcosa di interessante, ma facciamo una missione l'anno prossimo per 10.000 persone. Il nostro obiettivo è quello di di trasformare 10.000 persone in Europa in citizen developers. Partiremo con 100 nel primo trimestre e già ne abbiamo parecchie in fila, ma l'obiettivo è che un citizen developer può fare il training internamente ad altri 10 colleghi, impatta 50 processi ed è quello il valore che stiamo cercando. Ok? Allora, dove siamo arrivati, Maria? Allora, grazie innanzitutto Sara, fa pensare dove arriveremo in poco tempo, quanto sia veloce questa trasformazione digitale. Le imprese si stanno rinnovando, sicuramente siamo davanti a un cambio di paradigma che genererà un impatto sempre più profondo nelle imprese, che devono iniziare a vedere l'intelligenza artificiale non come un concetto astratto da studiare, ma come un alleato operativo da sfruttare. E per questo appunto oggi, per convincere ancora di più di questo, abbiamo chiesto ai ragazzi di fare una piccola dimostrazione con il vibe coding. I ragazzi che sono i nostri AI champion, che sono i nostri campioni dell'intelligenza artificiale, cioè coloro che porteranno, i futuri professionisti che porteranno queste nuove competenze all'interno delle imprese. Ma possiamo definirci anche noi ENAIP degli AI Champion, perché anche noi appunto crediamo in questa formazione e spingeremo per la formazione dei nostri studenti, ma anche degli adulti con cui collaboriamo, e ci auguriamo insomma anche nelle imprese di riuscire a portare questo nuovo approccio che dopo un primo gradino, dopo un'apertura, diventa veramente rivoluzione. Per cui ragazzi, guardo voi adesso, gli facciamo un applauso perché secondo me sono un po' timidi. Vai. Chi di voi deve presentare? Venite qui. Venga pure qui. Come ti chiami? Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrei e noi abbiamo avuto, il mio gruppo ha avuto EduLife. Ok,
Prego, vieni qui, vuoi raccontarci che cosa avete fatto? Ok, allora siamo partiti dall'idea prima di conoscere l'azienda EduLife, che appunto offre vari piani di formazione per le varie aziende. E noi abbiamo utilizzato abbiamo utilizzato Google AI Studio appunto per inserire il nostro prompt. Abbiamo deciso di fare un'applicazione che permettesse all'utente finale di scegliere il miglior percorso di formazione che intendeva utilizzare. Lo vogliamo far vedere come funziona? Che dici? Se ti tolgo questo. Ok, allora qua abbiamo la nostra schermata iniziale, è un'applicazione che si apre con un caloroso benvenuto per far diciamo mettere a proprio agio l'utilizzatore. Qui abbiamo la parte conoscitiva un po' più approfondita, dove selezioniamo il nostro tipo di utente. In questo caso può essere un privato, un'azienda, un libero professionista oppure anche uno studente. In questo caso faccio sul profilo aziendale, seleziono il settore di interesse, per esempio edilizia e costruzioni, ruolo, che può essere un operaio specializzato, un impiegato, un manager, qualsiasi cosa, e l'obiettivo. Magari l'obiettivo è quello di ottenere una certificazione, migliorare le competenze, cambiare lavoro, aggiornamento normativo. Posso fare la generazione del percorso e qui mi vengono consigliati alcuni corsi che posso scegliere, ad esempio il patentino per le piattaforme aeree, scusate, o il percorso aziende edilizie e costruzioni. Posso scoprire i dettagli e qui si aprirebbe una scheda che mi farebbe vedere sia le ore della durata del corso, su quello che dopo si va a specializzare nello specifico. Sì, questa è solo un'interfaccia chiaramente di quello che hanno creato per EduLife, che è una società che si occupa di consulenza, di formazione, per cui i ragazzi con le poche informazioni che avevano dell'azienda hanno pensato a uno strumento che potesse essere utile e in un'ora di formazione, quanto sono stata in classe, hanno creato poi in gruppo questo strumento. Ovviamente è un'applicazione molto grezza, solo per dare l'impatto visivo di quello che sarebbe una potenziale, diciamo, app finale. Ma è un prototipo alla fin dei conti. Come avete trovato questo percorso? È stato un percorso interessante, una sfida, poiché noi non avevamo conoscenze pregresse e partire così, diciamo, un po' spaesati da un prompt lascia, diciamo, anche spazio all'immaginazione e la possibilità di essere più innovativi, cercare una soluzione un pochino più concreta. Certo, grazie Grazie mille. Un saluto. Secondo la home. La home. Se voleva farsi una foto della. Sì, esatto. Adesso ti faccio uscire gli altri. Possiamo dare anche un applauso all'insegnante, tra parentesi, che ci ha permesso di fare questa cosa nell'orario di no, vabbè, però no. Grazie, allora ragazzi venite pure. Grazie mille, grazie. Ok, che abbiamo adesso? Sono al primo anno dell'ITS per diventare specialist in cross media communication. Hanno iniziato le lezioni neanche 2 mesi fa, per cui insomma complimenti ragazzi. Prego, voi che azienda avevate? Sogesca. Sì. Ok. Come ti chiami? Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisa. Ok. Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisa. Noi abbiamo realizzato un'applicazione prototipo sull'azienda Sogesca. Te lo tengo io. Ok. Come possiamo notare abbiamo dato già un'impostazione che abbiamo nel sito principale dell'azienda
quindi rispettando i colori e anche insomma, le foto presenti nel sito. La prima parte che abbiamo inserito dentro l'applicazione prototipo è una ricerca nel quale un cliente che può venire appunto dall'azienda può mettere il settore industriale nel quale appunto lavora, insomma, il consumo elettrico, il consumo del gas, eccetera, per poi svolgere un calcolo dell'analisi ingegneristica. Quindi possiamo fare anche una prova. Mettiamo gli esempi che ci sono qua. Sì, Sogesca è una società di consulenza e ingegneria specializzata nella sostenibilità ambientale. Ecco, adesso l'azienda farà l'elaborazione dell'analisi. Aspettiamo. Ecco, infatti vediamo l'esito, abbiamo le aree di criticità rilevate e le soluzioni ingegneristiche. La seconda opzione che abbiamo voluto inserire è del Visual Tool, che adesso ci spiegherà Andrea. Buongiorno a tutti, sono Andrea e in questa seconda, chiamiamola fase, abbiamo Sempre il mouse, sì. ok, ottimo. Abbiamo realizzato questa piccola sezione dove c'è la possibilità di inserire la foto della propria azienda e scegliere l'output finale, quindi immagine o video, inserire dei dati per quanto riguarda la sostenibilità dell'azienda e poi dei dettagli visivi personalizzati. Qui c'è la sezione per allegare l'immagine e qua lo stile di realizzazione della foto. Non so se c'è un'immagine dove si può fare un test. No, adesso no. Ok, comunque inserendo la foto della propria azienda, inserendo magari qualche personalizzazione e lo stile dell'immagine, provo, vediamo, perché c'è. Ok, allora praticamente dall'immagine base l'intelligenza artificiale crea questa nuova immagine, questo nuovo prototipo dell'azienda vista in maniera green, quindi in maniera ecosostenibile, anche un pochino futuristica e a contatto con il verde. Grazie Andrea. Grazie. Grazie ragazzi. Prego, accomodatevi qui. Avanti prossimi. Vediamo se ce la fa. Che azienda avevate ragazzi? Pittini. Gruppo Pittini. Ti vuoi sedere? Perché non prendi lo No, sgabellino? ce la faccio. Sì, scusa. Gruppo Pittini che è un produttore internazionale di acciaio per l'edilizia e l'industria meccanica. Prego ragazzi. Buongiorno a tutti, io sono Nicolò Aggio e assieme a Andrea, Carla, Veronica e Riccardo abbiamo sviluppato un'applicazione per il gruppo Pittini che potrebbe risolvere uno dei probabili problemi che potrebbe avere un gruppo del genere, ovvero l'eccessiva burocrazia, favorendo anche la tracciabilità dei prodotti. Infatti, grazie alla nostra applicazione, il cliente, semplicemente inserendo il codice dell'ordine, potrà ottenere dei risultati relativi all'ordine stesso, come delle certificazioni qualitative e
inoltre anche delle informazioni relative allo stato dell'ordine stesso. Poi non ci siamo limitati solo a questo, abbiamo pensato di aggiungere e andare oltre. Abbiamo implementato un servizio di intelligenza artificiale che può aiutare a orientarsi nell'applicazione nel caso ci siano dei dubbi, ma anche rispondere a qualche domanda o comunque qualche dubbio riguardo la sostenibilità, dato che siamo molto attenti anche su quel lato. Sempre riguardante la sostenibilità, abbiamo creato un tasto che è per un acciaio sostenibile, che rimanda direttamente al sito di Pittini, dove c'è tutta la documentazione riguardante appunto questo argomento, dato che al giorno d'oggi è una delle cose più importanti per un'azienda e ci teniamo molto a renderlo evidente. Ultimo ma non per importanza, se andiamo su un ordine, abbiamo anche lo Smart Quality Check. Permette di avere un'analisi più dettagliata e più tecnica, nel caso in cui si voglia avere, riguardante l'ordine specifico. In questo caso possiamo vedere la composizione dell'ordine e da cosa è formato, in che percentuale, eccetera. Appunto, qua ci dice: buongiorno capoccantiere, abbiamo esaminato la composizione chimica del lotto di tondo B450C, e poi ci dà tutte le specifiche a livello chimico. Poi oltre a questo abbiamo anche messo nella sezione account la possibilità ovviamente di cambiare l'account nel caso in cui ci siano vari utenti, la possibilità di avere lo storico dell'ordine e filtrarlo in base allo stato, quindi spedito, consegnato o magari anche in lavorazione, e ultimo ma non per importanza il feedback del cliente. Tutto questo per migliorare il più possibile la customer experience dei nostri clienti. Grazie per l'attenzione. Grazie ragazzi. Cioè, eccezionale comunque, congratulazioni. Ok, chi abbiamo ancora? Abbiamo GBE. Un'azienda specializzata nella produzione di trasformatori e reattori nel campo industriale. Come ti chiami? Buongiorno, io sono Francesco. Allora, noi abbiamo creato questa applicazione che va a creare delle immagini o dei video 3D, delle simulazioni, per facilitare la comprensione di un concetto tecnico o di un macchinario. E quindi, per esempio, se andiamo a cliccare il carico armonico, vogliamo sapere di cosa si tratta, l'intelligenza artificiale andrà a creare un'immagine che andrà a farci capire meglio questo argomento senza essere ovviamente degli esperti. Proviamo a cambiare. Ma non penso sia quello. Ok. Cosa vediamo? Come vedete, intanto sta creando l'immagine, però sopra ci dà il prompt che ha creato automaticamente per questo argomento che abbiamo scelto, e poi è andata a creare questa immagine che va a semplificare la sovratensione transitoria, quindi la tensione quando si alza, praticamente questo è il concetto, va transitare all'interno di componenti dove non dovrebbe andare. Grazie. Questo principalmente. Grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Potete accomodarvi, complimenti. Sì. No, sono loro, giusto? Sì. Grazie. Ecco, ripeto, appunto, una formazione appunto di pochi minuti, insomma, quella che hanno ricevuto. Poi gli è piaciuto molto sperimentare. Noi avevamo in condivisione appunto questi progetti, abbiamo visto che fino a poche ore fa continuavano ad aggiungere delle funzioni, perché poi effettivamente diventa anche un po' quasi un gioco, comunque anche una cosa divertente, perché sei tu che scegli quante funzionalità aggiungere, ma anche magari l'interfaccia, no? Il font, i colori, per cui insomma è possibile veramente crearsi moltissime funzioni, moltissimi strumenti all'interno di un'applicazione, di un sito. Cosa? Ci sono domande? Volete fare una conclusione? Prego. Ottimo, grazie. Quello che appunto abbiamo voluto realizzare è risolvere una problematica che appunto pensavamo che un cliente ideale dell'azienda che abbiamo appunto realizzato il prototipo, abbiamo appunto voluto risolvergli un problema ideale che abbiamo capito noi dall'azienda
tramite il sito, tramite insomma, le informazioni che ci hanno dato. Quindi grazie mille. Perfetto, no, grazie mille, grazie a voi perché effettivamente quello che hai appena detto è importantissimo. A volte lo vedo anch'io come imprenditore e ricevo tante critiche su questa cosa, che lavoro troppo nel prodotto. Invece a volte è molto importante avere qualcuno dall'esterno che mi faccia vedere le cose in modo leggermente diverso ed è quello che hanno fatto i ragazzi anche. Quindi congratulazioni, grazie per quella conclusione. Grazie. Potete accomodarvi adesso. Un applauso. Bene, siamo giunti al termine del nostro incontro. Prima appunto di salutarci volevamo chiedere insomma se ci sono delle domande dagli ospiti che sono qui con noi oggi rispetto a quello che abbiamo visto. Abbiamo visto effettivamente tante cose, tante piattaforme, tante possibilità, per cui potrebbero esserci effettivamente delle curiosità. Se ci sono Domande? Osservazioni dalle aziende, non vogliamo mettervi sotto pressione. Chiaro che c'è sempre un po' di timidezza in questi momenti, noi comunque ci fermeremo anche dopo il nostro evento, qui. Insomma anche per una chiacchiera volentieri. Ecco, vi ringrazio di essere stati qui. Ecco, ENAIP crede molto insomma, a questo metodo. Grazie a No Code Lab in questa transizione vuole proprio agire da ponte tra gli studenti che portano nuove competenze, questa creatività e visioni e le imprese che portano invece la loro esperienza, i bisogni concreti, i contesti reali. Ecco, noi ci auguriamo, il nostro obiettivo, quello che ci auguriamo è l'incontro tra questa cultura dell'innovazione, che alla fine è cultura dell'innovazione, e le esigenze del mercato, accompagnando da una parte i futuri professionisti perché siano gli AI champion nelle aziende, i portatori e promotori di questa trasformazione digitale, e accompagnando anche le imprese nella scoperta e l'utilizzo di questi strumenti AI come quelli che abbiamo visto oggi, perché possano riconoscere sempre di più che l'intelligenza artificiale non è un rischio da evitare, ma con la giusta formazione un potenziale che decidiamo noi come guidare, come costruire. Grazie. E io voglio ringraziare anche te Maria e tutto il team ENAIP per questa fantastica opportunità e grazie ragazzi per aver fatto veramente un lavoro stupendo. Un'ora di formazione in remoto con il team di ENAIP e guarda che cosa abbiamo potuto fare. Quindi grazie mille, grazie a tutti, grazie anche al mio team che è qui, grazie, saremo qui in giro per fare due chiacchiere. Grazie.